L'anno scorso, ricordo, è stato anno record con quasi 16 milioni di turisti che hanno scelto il Veneto come loro meta per il turismo. Quindi se chiudiamo anche al pareggio lo dobbiamo grazie alla qualità dell'offerta turistica, quindi grazie ai nostri operatori e grazie al fatto che investiamo nel mercato estero. Previsioni nonostante tutto positive, lo dimostra anche Buy Veneto 2013 workshop in cui centinaia di operatori veneti hanno incontrato 150 buyers da tutto il mondo nelle sale del Molino Stucchi. Terrificante il tonfo delle presenze italiane nel turismo veneto, meno 7,8% i pernottamenti finora nel 2013, ma ci sono gli stranieri, attratti dall'arte e dalla montagna. Venezia rimane la regina, ma gli operatori del settore sanno che per rimanere a galla nella crisi devono offrire sempre di più e meglio e non perdere alcuna occasione per promuoversi. Anche per un'azienda magari grande come la nostra, però proprio perché siamo qui e siamo veneziani o non, ma che lavorano da tanti anni qua, è giusto che i veneziani siano presenti. La completezza del Veneto è dunque la sua chiave vincente, in lieve calo il litorale adriatico superorganizzato, dove la presenza tradizionale tedesca però ancora ama passare l'estate, vincenti le incantevoli montagne in crescita dell'1,1%. Non ci batte nessuno nel mondo, ma dobbiamo imparare a farci conoscere, grazie alla Regione, grazie, perché questa è una grande opportunità di cui siamo riconoscenti, perché Cortina è Cortina, non c'è niente da fare. Importante nel primo semestre di quest'anno il più 3,2 segnato dalle Terme Euganee, dove si vende però tutto il Veneto. Mi chiedono sempre, ma cosa fare poi? Facciamo il fango, facciamo i massaggi, poi cosa facciamo? E diciamo sempre che c'è la Padova, c'è Venezia, proprio 40 minuti, la Verona, un'ora di strada. E in pieno boom le città d'arte più 4,4%.